Uè, la Serie A, noi dobbiamo parlare di tutte queste partite. Io mi sono reso conto. Guarda Belotti, guarda Belotti, guarda Belotti. Belotti si è mangiato. Belotti ha sbagliato il rigore, parato da Sepe. Quindi, dobbiamo pensarci bene prima di. Vendiamo a quello e pigliamo a Belotti. Leviamoci a Milik. Però. Attenzione. Qua mi interessa, vedi? Perdonatemi, volete assaggiare? In appoggio a Simeone che sceglie il cross. Ecco qua. Voi sapete cosa ne penso io del Verona. Vincenzo Salemme è un grande allenatore. Il loro problema è semplicemente essere spuntati in attacco. Però se poi Di Carmine segna di testa così, poi segna da fuori con una bomba. Mamma mia. Ma la bomba è questa qua, quella che arriva adesso. Qua. 5 del Cagliari. Poi Di Carmine. Un gol alla Fabian Ruiz. Allora, considerando che il Verona così, l'Atalanta non molla, perché ha ricominciato tale e qua come noi, ha ricominciato tale e quale come aveva lasciato. Io credo che queste partite servono per capire Lozano chi è. Ramani, dove stava Ramani? Continua nella sua da Salerno, va. Iscrivetevi. No, Fluids, iscrivetevi al canale, questo è un altro canale, lasciate perdere. Insomma, adesso ci vediamo la Juve, giusto così per perdere un po' di tempo. Voi lo sapete che io non faccio video a raffica, però mo può essere pure che li faccio, perché sono partite una continuazione. Cioè, io faccio il video oggi e domani già gioca il Napoli. Cioè, domani già è prepartita e oggi è prepartita, aiuto! Scusate, chiedo alla regia se mi potete mettere un attimo la classifica di Serie A, perché io devo capire, no? Il Milan vince, si fa sotto, cioè abbiamo gli stessi punti, però hanno una partita in più e quindi facciamo finire di non averlo. Ma noi fondamentalmente non ce ne fu, perché siamo talmente lontani dall'Atalanta che secondo me questa lotta alla Champions non dovremmo proprio sfiacchirci. Capite quello che voglio dire? Cioè abbiamo vinto la Coppa Italia, in Europa ci andiamo. Secondo me non ci dobbiamo sfiacchire, dobbiamo farli giocare tutti, dobbiamo recuperare Gulam, dobbiamo capire chi lo vuole fare, chi non lo vuole fare, la situazione all'AN, Younes, dobbiamo mettere in vetrina una serie di giocatori che possiamo poi vendere, capire la situazione di Cagliacono, di Koulibaly, sulla destra Politano e Lozano, anche se Lozano in teoria Gattuso io lo vedo un po' più a sinistra, giustamente, però va a sinistra Lollo, ma Lollo ormai c'ha il sicuro del posto, forse non c'è bisogno, e quindi dobbiamo semplicemente un po' attenti al Verona, ma per un fatto che è brutto scendere in classifica, ma non ci interessa fondamentalmente. I Butei, se fanno la loro cosa, fateli andare. Io ho un amico che è un grande sostenitore del canale, quindi va bene. Per il resto sarà interessante vedere la lotta per la salvezza, col Genoa e il Lecce che stanno inguaiati, la Sampdoria continua a stare inguaiata, sta là, il Torino più o meno, ma comunque in 3 punti abbiamo Lecce, Genoa, Sampdoria, Torino e Udinese. Poi vedremo Juve e Lazio per una cosa al vertice, giusto per così. L'Inter ha vinto e dà più spessore ancora alla nostra impresa in Coppa Italia. Ragazzi, noi non dobbiamo sottovalutare. Noi abbiamo battuto la Juventus, abbiamo battuto l'Inter, abbiamo battuto la Lazio, abbiamo fatto un dio di percorso in Coppa Italia. È meritatissimo, va detto. Quindi va bene così, voglio dire. Direi manteniamo le energie, non ci uccidiamo. Secondo me non vedremo partite alla morte come le abbiamo viste fino a mo'. Si manterranno un po' la gamba, temo, però è anche comprensibile perché poi ci sarà il Barcellona. Non ci scordiamo che teniamo ancora delle competizioni da finire importanti. Domani vedremo che tipo di Napoli ci sarà in campo, se giocheranno alla morte non credo, come li abbiamo visti finora, non credo, ed è più probabile che cominceremo a vedere un po' di turnover pesante. Gattuso l'ha detto, giocheremo tutti, vediamo loro che fanno, ma giusto per un fatto di sfizio, se c'è qualche tifoso del Bologna che vuole intervenire e commentare, è il benvenutissimo. Lo so che l'Atalanta la deve comunque incontrare tutte le squadre forti, la Lazio, poi noi lo scontro diretto, lo so che voi sotto ci credete, ma a me non mi interessa, già arriviamo in Champions, non mi interessa. Danilo, questo è un altro Danilo, non è quello che ha tirato il gol, per ricordarvi, per completezza. Bella squadra, Barro è forte, però non lo vedo punta, Barro dovrebbe partire più sull'esterno, sono 4 mezze punte. Oh! Veramente ha fatto Kiss! Mamma mia! Bernardeschi e poi chiede il tocco con ma la niente, mano, ma gioca! Un Maron! Bologna che lascia il pallone. Dybala! L'ha messo proprio nell'angolo. Parte Ronaldo. Siu! Malissimo.
Ronaldo, sentimi a me, il codino così a te non funziona, non è per tutti, non fa niente, dai a te, ritorna a un look un po' più semplice, magari è quello il problema. Si abbassa a me. Per la Juve. Vabbè. Benissimo, quando la palla, il rigore è perfetto, spiazzato Skorupski, Il ritorna rigore perfetto, un rigore della paura, tirato centrale forte, basso, è il rigore della paura. Oh, ma Sarri, ma perché sta in campo? Cioè, ma rientra un pochino nel cesso dove devi stare. Tedeschi, spalla alla porta, grande giocata per Dybala, un gol bellissimo, bello il tocco di Bernardeschi, è stupendo, il sinistro di Paolo Dybala, raddoppio della Juve. È orso libero, dai, mamma mia come siete leziosi, meritate di perdere perché siete leziosissimi. Mi piace su terzino a me, dai, è grosso fisicamente, tutto mancino, teniamolo d'occhio. Un Bologna lezioso merita il doppio svantaggio perché siete cretini, in senso buono, in senso sportivo, non si tira la maglietta a kill dalla rigore, si marca meglio, insomma. Gol di Dybala, bellissimo. Le occasioni che avete avuto, la Juve era piena di fazzoletti di sfaccimma là dietro e non siete leziosi, non approfittate. Si accentra, va Bernardeschi, trova il palo e poi Ronaldo rimane giù per il momento la bandierina. Ronaldo, la finta, Ronaldo con il sinistro sul corpo di Skorupski, vicinissima al 3-0 la Juve. È fuori gioco, è a Rob Saiyan! Attenzione a Ronaldo al limite con il sinistro. Ma io mi rivolgo ai tifosi della Juve, ma non vi irrita Ronaldo con tutti questi mosse che a volte sono inefficaci e inutili? Si perde un tempo di gioco. Sì, la volontà non lo so, a me mi irrita, poi non lo so. Da questa inquadratura, gran tiro. Dovete tutto a poco. Perché sperava di rivedere un gol. Era uno scarafaggio. 26 tiri in questa stagione, realtà offensive che si sono manifestate in modo netto nelle due sfide di Vedi, io non lo so, ma mi rivolgo a voi, perché forse io sono, perché vi odio e allora... C'è Barro in agguato, De Sciglio, vediamo il corner prolungato. Ah, schifo! Un caccione! Boom! Non si vede perché c'è il Cristiano davanti. Vallo a vedere sto rigore. Non farci ridere. Il segnale è che si può continuare. Dunque non è punibile l'intervento di De Sciglio sul secondo. Si può continuare. Quello poi per questo poi non... In Europa non fate un cazzo, perché non siete abituati. Il problema è questo, è che poi voi andate in Europa, ci sono partite normali, arbitri normali, e voi non siete abituati. Questo è il problema. Alle partite vere, alle partite dove te le devi sbloccare in un certo modo. Mentre rivediamo ancora il controllo VAR, un po' scomposto. Sei in ritardo e lo prendi, basta. Palla? Secondo me un po' Palla? Secondo me rischia l'arbitro. Palla? Ancora più tentato di concedere. Naturalmente c'è stata una spinta. Magari la devo rivedere. Pronto a far... Non puoi rischiare di spezzare le gambe a un ragazzino per un a centrocampo. Sei proprio... La sua... Niente, tengono troppo infortunati su quella fascia, non lo possono mai squalificare. Sono onesti! Ragazzi, era meglio il Dalino del Bologna. Feci una diretta ultimamente con l'amico Napoliel 87, c'erano due youtuber juventini e mi hanno chiesto a un certo punto: ma tu che giocatore ti prenderesti dalla Juventus? Io sinceramente non ho risposto nessuno. Cioè ci ho pensato, no? Quale giocatore? Mi piace Dybala, Betancourt perché è giovane e quindi c'ha prospettiva, ma poi chi ti pigli dalla Juventus? Sono tutti o morti o vecchi, decrepiti, oppure comunque in un sistema di gioco normale non funzionerebbero. Che te pigli? Cioè, come fate a dominare in Italia? Io non mi rendo conto, non avete le qualità tecniche proprio. Cioè ci sono qualità tecniche, ma è una squadra anziana che va in difficoltà, brutti. Il Bologna è così poco, solo alla fine, capito, un pochino più di orgoglio, di fantasia del Bologna, ma sono leziosi e quindi manca la punta. Se tu fai giocare probabilmente Valassio prima punta e non costringi Barro a fare quella partita di sacrificio, forse. Perché Sansone è malissimo. Allora, se già mettevi Barro a sinistra e Palacio prima punta subito, forse, ma mi rivolgo ai tifosi del Bologna, voglio dire, io che ne so. Non mi compete. Puniteli. Le frecce quadrato e Douglas Costa dall'altra parte, liberissimo Ronaldo. Basta, dai, basta.
di Coppa Italia per Ronaldo rigori mi e sembra riparte, felicissimo di questa. mettendo Mi dà la sensazione sul che sta campo bestemmiando della tutti i Super santi, che non è contento stesso lui dei suoi compagni, del suo allenatore. Ma sono cose che io non posso, non possiamo sapere. Basta. In Italia Insomma, da New York Valerio Fluido è tutto. Io credo che voi starete vedendo questo video, magari vi aspettavate già il video del Napoli perché oggi è domani e domani sarà già ieri. Quindi non ci troviamo, perché voi adesso cercate sul mio canale, magari vi siete iscritti al canale, sì, adesso cercate sul canale, ma io adesso che voi state guardando questo video qua, io sto probabilmente editando il video del Napoli, quindi con serenità iscrivetevi al canale. Cliccate sulla campanella così saprete direttamente appena il prossimo video, quello sul Napoli, esce e stiamo parapatte e pace, non c'è problema. Dobbiamo solamente capire la Lazio, il resto della Serie A è uguale a come ce la siamo lasciata, quindi così la Juve in un modo o nell'altro vince sempre, perché in Serie A vince sempre, perché gli avversari sembrano proprio che si arrendono. Ciao.